Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made di Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta croccole Findus classiche o agli spinaci 216 grammi a €2,99. Birra Peroni 66 CL a 99 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Gran Tenerone 2 etti a €4. Caffè Lavazza crema e gusto 2 per 250 grammi a €6,99. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì, tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30, la domenica sino alle 20. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. EMI, cos'ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché è EMI. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. EMI Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovate al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecché con le notizie delle news dall'Ogliastra. Partiamo dalla cronaca da Elini. Purtroppo ieri c'è stato un brutto incidente stradale, un'auto transitava in via del Carmine quando per cause in fase di accertamento si è ribaltata su un terreno sottostante dopo un volo di circa 8 metri. Sul posto è intervenuta la squadra 8A del distaccamento dei vigili del fuoco di Lanusei che ha messo in sicurezza l'area e estratto il conducente rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Presente anche l'ambulanza medicalizzata di Lanusei, la polizia di Stato del commissariato di Lanusei per i rilievi di competenza. Il conducente, un giovane di Elini, è stato soccorso dal personale sanitario, successivamente trasferito in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell'ospedale di Lanusei. Andiamo avanti ora, ci spostiamo a Tertenia. Si è svolta nei giorni scorsi nell'aula consigliare del comune un'assemblea pubblica dedicata al futuro dell'autonomia dell'istituto comprensivo terteniese. All'incontro hanno partecipato i membri del consiglio comunale, il personale scolastico e numerosi cittadini. Ad aprire il dibattito è stato il sindaco Giulio Murgia, che ha ripercorso l'evoluzione normativa del sistema scolastico locale
a partire dagli anni 80 con l'istituzione della prima direzione didattica di Tertenia fino alla successiva trasformazione nell'istituto comprensivo avvenuta nel quadro delle riforme che dal 1994 hanno ridisegnato l'organizzazione scolastica nazionale. Il primo cittadino ha quindi richiamato l'atto commissariale che in Ogliastra prevede la soppressione delle autonomie scolastiche di Ilbono e Tertenia. Nel corso del suo intervento ha illustrato la linea che l'amministrazione comunale intende seguire: la presentazione di un ricorso amministrativo contro l'atto commissariale giudicato irrazionale e lesivo degli interessi della comunità. Ha inoltre espresso piena disponibilità a sostenere eventuali iniziative popolari volte a manifestare la contrarietà a una decisione che, secondo quanto emerso, potrebbe avere ripercussioni negative sullo sviluppo culturale, socioculturale del paese. L'autonomia scolastica è stato ribadito, non rappresenta infatti un semplice riconoscimento formale, ma una condizione essenziale per costruire un sistema educativo integrato e coerente. L'incontro si è concluso con la proposta di avviare la costituzione di un comitato a sostegno dell'autonomia dell'istituto comprensivo, iniziativa che ha raccolto consenso trasversale che potrebbe rappresentare il prossimo passo di una mobilitazione condivisa. Andiamo avanti, ora ci spostiamo a Tortolì. Si terrà questo pomeriggio a partire dalle 16:30 nell'aula magna dell'Istituto di Istruzione Superiore ITI il terzo incontro del ciclo di seminari di sensibilizzazione e formazione dedicati all'alto potenziale cognitivo. L'iniziativa è promossa dal Coordinamento Pedagogico Territoriale di Tortolì. Il seminario, dal titolo Normativa e strategie didattiche, rivolto a docenti e al personale educativo dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, si propone di approfondire il quadro normativo di riferimento e le principali strategie educative e didattiche da adottare con gli alunni ad alto potenziale cognitivo. A condurre il ciclo di seminari la dottoressa Letizia Scala, psicologa dell'età evolutiva e psicoterapeutica, specializzata in psicopatologia dell'apprendimento. La partecipazione è gratuita, ma per esigenze organizzative è richiesta l'iscrizione tramite un apposito modulo online che si trova sul sito istituzionale del comune di Tortolì. Ci spostiamo a Orsulei, dove sono al via un ciclo di laboratori di canto a tenore, un'iniziativa dedicata alla promozione, valorizzazione e salvaguardia di una delle espressioni più autentiche della tradizione musicale sarda. Il primo incontro è in programma alle 19 nei locali della vecchia aula consiliare in località Sant'Ormai e inaugura un ciclo di appuntamenti che si svilupperà nelle prossime settimane. Il laboratorio rientra nel progetto Amparu, inserito nel piano di salvaguardia del canto a tenore, riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il progetto è finanziato dalla Regione Sardegna e dall'ISRE. Gli incontri guidati dal tenore di Ortulè si terranno sempre alle 19 nell'aula consiliare di via Grazia Deledda nelle date appunto di oggi, 14, 20 e 27 febbraio e del 6 e del 13 marzo. L'iniziativa è proposta dall'amministrazione comunale. Concludiamo spostandoci a Gairo, perché domani il grande carnevale gairese con su Martì Perra, che non è soltanto una festa ma è la giornata simbolo del carnevale gairese che unisce grandi e bambini in un rito collettivo che si tramanda da generazioni. Sabato 7 febbraio, quindi 11 gruppi mascherati provenienti da diversi paesi della Sardegna, musiche e le famose sipulas saranno protagonisti di un evento all'insegna dell'identità e della condivisione. Come da tradizione, le figure mascherate di Sumaimulu percorreranno le vie del paese accompagnate da un carretto con un otro e un fantoccio dalle sembianze umane, conosciuto come Santu Nani. Lungo il percorso i Smaimulus raccoglieranno i doni che i cittadini appenderanno ai balconi e alle finestre delle case, rinnovando un rito che si tramanda da generazioni. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Sumaimulu col supporto dell'amministrazione comunale e delle varie associazioni e dei tanti volontari. La manifestazione sarà presentata da Giuliano Marongiu, la sfilata prenderà il via dalle 16, parteciperanno le maschere tradizionali provenienti un po' da tutta l'isola. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo lunedì con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi, buon fine settimana a tutti e a tutte.